Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno a tutti, bentornati in diretta, nuova puntata di Buongiorno 131, oggi in solitaria perché abbiamo il nostro Luca Di Leonardo che in questo momento è impegnato e quindi quest'oggi vi toccherà mi toccherà passare la mattinata da solo o in vostra compagnia, ma vi garantiamo, come sempre, una puntata interessante. Andremo a parlare con i nostri due ospiti un po' di eccellenza sarda, ma non soltanto, anche di altri livelli, magari con qualche aneddoto simpatico e particolare. Poi parleremo di Cagliari in chiusura nella seconda parte della trasmissione, a diversi giorni oramai da Cagliari-Genoa, che si è giocata sabato scorso, sembra quasi una vita fa, con la testa già però rivolta al prossimo impegno dei rossoblù di Fabio Fisaccane sabato sera contro la Juventus in trasferta a Torino. Aggiungo però che comunque ieri sera poi si è giocata anche Livorno-Torres, l'ennesima sconfitta dei sassaresi allenati da Alfonso Greco. Iniziamo da questa brutta sconfitta. Il titolo usato dal nostro Andrea Olmeo è abbastanza chiaro: la Torres non c'è più, Livorno vince 3-1 rossoblù nel baratro, 3 gol subiti dai rossoblù all'Ardenza, una sconfitta pesante, un 3-1 con la doppietta di Carmine e poi il gol di Dionisi, 3 punte di grandissima esperienza, di grande curriculum, un po' quello che è mancato e che sta mancando quest'anno alla squadra di Alfonso Greco. Insomma, una brutta sconfitta che lascia appunto la Torres in fondo alla classifica del girone B, appunto un KO che non ci voleva, soprattutto perché era uno scontro diretto, perché comunque dopo il pareggio alla prima dal ritorno di Alfonso Greco contro il Perugia in casa al Vanissanna, ci si attendeva qualcosa di più, sia a livello di risultato ma anche di prestazione dai sassaresi. Invece è arrivata questa sconfitta, ripeto, brutta nella misura, ma brutta soprattutto per quello che poi può portare da qua in avanti. Certamente non proprio non il massimo, ecco, per chi ora dovrà cercare di risalire la china della classifica, un compito non tutt'altro che semplice da quel punto di vista. Dicevamo però, che c'è da parlare anche chiaramente del Cagliari che, dopo il pareggio per 3-3 contro il Genoa, questa è la settimana del trittico, cioè che apre il trittico di fuoco, con in più anche la sfida di Coppa Italia del 3 dicembre contro il Napoli. Prima la Juventus, appunto sabato sera, come dicevamo, allo Juventus Stadium alle 18, poi domenica prossima a Cagliari contro la Roma di Gasperini, in questo momento capolista, e poi la trasferta
di Bergamo contro l'Atalanta, la nuova Atalanta di Raffaele Palladino. Insomma, davvero tre gare tutt'altro che semplici per la squadra di Pisacane, che però probabilmente anche per tipo di dell'atteggiamento visto in passato, contro le big potrebbe trovarsi quasi più a suo agio, visto che fin qui ha mostrato difficoltà nel fare la partita, nel proporre gioco invece che nel aspettare un po' l'avversario e giocare poi appunto di rimessa. E vedremo effettivamente che tipo di prestazione, di prova, di risposta daranno anche i rossoblù di Fabio Pisacane. E certo, insomma, la classifica in questo momento ancora in qualche modo sorride ai rossoblù, che sono a 3 punti di distanza dalla zona rossa, in questo momento occupata dal Genoa terzultimo, ma è evidente che questo non possa essere certamente un motivo né di tranquillità né di consolazione, soprattutto perché è ovvio che stiamo vedendo anche la classifica. Nel frattempo il Cagliari è vero che in questo momento occupa il 14° posto, ma basterebbero già uno in realtà basterebbe un passo falso nelle prossime gare per essere poi ripreso dalle squadre che in questo momento stanno inseguendo i rossoblù di Pisacane. Vedremo che tipo appunto, di prestazione di gara metterà in campo il Cagliari. L'anno scorso, ricordiamo, 1-1, la squadra di Nicola riuscì a pareggiare, a uscire dallo Juventus Stadium con un punto, con il rigore di Razvan Marin praticamente a inizio recupero o in pieno recupero. Comunque insomma un pareggio di cuore, un pareggio di sostanza, con una Juventus in difficoltà. Già da allora era la Juventus di Thiago Motta, che in quel momento stava iniziando già a sentire i primi scricchiolii, nonostante si fosse praticamente all'inizio del campionato, però già le prime critiche nei confronti dell'italo-brasiliano. E la squadra di Nicola riuscì con una partita di grande compattezza e solidità a portare poi alla fine a casa un prezioso pareggio. Era l'inizio del campionato, pareggio contro la Juventus che seguì la vittoria di Parma prima della sosta. Insomma, vedremo se la squadra di Pisacane saprà replicare sia a livello di prestazione che a livello poi di punteggio quella gara. È chiaro che la partita contro il Genoa ha lasciato qualche strascico polemico, lo abbiamo visto anche poi tra l'altro ieri sera durante Cagliari Social Arena, un po' con tutti i vari commenti. Ne approfittiamo ancora una volta per ringraziarvi davvero per il vostro interesse, il vostro sostegno. Ripeto, è chiaro che il momento è quello che è, però contro la Juventus servirà certamente quantomeno la conferma dal punto di vista della continuità dei punti, visto che il Cagliari comunque arriva da due pareggi di fila, ma probabilmente contro questa Juventus si può anche pensare di poter fare ancora di più. È chiaro che però servirà una prestazione, servirà una risposta diversa rispetto a quanto visto fin qui. Ma vedo che ci ha raggiunto il primo ospite di oggi e lo faccio entrare subito in diretta, Caio De Stenco, attaccante dell'Ilva Maddalena. Ciao Caio, ben trovato. Ciao, buongiorno. Come stai? Tutto bene, tutto a posto. Tutto bene. Grazie. Come si sta alla Maddalena oggi? Si sta bene, qua si sta veramente bene, anche se oggi c'è un po' di pioggia, ma qua si sta bene. Sì, il Nord Sardegna, ma mi dicono anche il Sud Sardegna in quest'oggi è abbastanza, insomma, il clima non è il massimo da quel punto di vista. Caio, centravanti dell'Ilva Maddalena, retrocessa dalla
dalla Serie D in eccellenza, però chiaramente una delle squadre più blasonate del primo campionato regionale sardo, ricordiamolo, per importanza. Ti chiedo come ti stai trovando sia alla Maddalena che in eccellenza, visto che tu di solito, insomma, hai calcato ben altri palcoscenici, ecco. Ecco, sì, no, allora qua alla Maddalena sto molto bene. Qua insieme con me c'è la mia famiglia e anche loro si trovano bene. Scusate, c'è mio figlio che va a scuola, mia moglie si è adattata molto bene alla città, quindi qua, al contrario di qualcosa che qualcuno può immaginare, si vive molto bene anche in questo periodo qua dove è finito un po' quel via vai di turista giornaliero, quindi si sta bene. Eh sì, perché Com- chiaramente, insomma, sì, sappiamo bene sì. quanto il turismo estivo incida soprattutto sulle attività dell'isola. Sì, sì, però va bene, quasi meglio anche così adesso che un po' meno di gente, meno casino, quindi a noi piace così e ci stiamo trovando bene, ecco. Ecco, il tuo secondo anno in Sardegna, perché l'anno scorso eri all'Atletico Uri in Serie D, quest'anno all'Ilva Maddalena, è la prima volta, insomma, in questo biennio, il tuo primo biennio nell'isola, proprio a livello di calcio, cioè del livello del calcio sardo che hai trovato, quali sono le tue impressioni? Guarda, le impressioni sono molto positive. Dall'inizio, dall'anno scorso con Atletico Uri, ho trovato un paesino piccolo ma molto amanti e molto preparato per il calcio. E qui alla Maddalena non è diverso, dove c'è una società storica, dove c'è un club che conosce molto bene il calcio sardo, il calcio nazionale italiano, e quindi non ci fanno mancare veramente niente. Qua c'è tutto per far bene e per fare calcio pulito, che è quello che ogni giocatore cerca ad oggi. E stiamo vedendo le immagini della vittoria contro il Sant'Elena, insomma, un bel 3-1 per voi. Dicevo, non è semplice, è un discorso che facevamo anche con qualche altro ospite che è venuto qualche settimana fa, che appunto l'anno scorso era in Serie D. Non sempre è semplice fare il salto, no? Appunto, dal primo livello del calcio dilettantistico italiano al primo invece livello poi di quello che è il calcio sardo, anche perché sia l'anno scorso ma pure quest'anno il livello dell'eccellenza si è alzato tanto, perché magari adesso a breve andiamo a vedere anche la classifica dell'eccellenza. Effettivamente c'è un grande equilibrio sia in testa, dove in questo momento ci sono Nuorese e Tempio, ma in generale un po' in tutta la classifica, un po' come succedeva in Serie D, no? Cioè che sbagli una partita oppure sbagli due partite e può capitare e magari, no, inizi un po' ad avere difficoltà nel cercare di raggiungere quello che è l'obiettivo del club, che in questo caso come l'Ilva è quello di vincere chiaramente il campionato per provare a tornare in Serie D. Ecco, come si affronta anche quotidianamente un po' questo discorso? Sì, qua c'è un calcio molto livellato e tutte le squadre sono ben attrezzate o quantomeno hanno gran parte della rosa dove giocano da tanti anni insieme e questo è una cosa molto positiva perché conosci i giocatori, conosci i tuoi compagni e ti dà un qualcosa in più rispetto ad altri dove c'è una squadra magari appena formata da tutti i giocatori. E qua in Sardegna ho trovato un po' questo rispetto di diverso dalle altre regioni, che qua tante squadre hanno almeno 6, 7, 8 giocatori che giocano insieme già da 5, 6, 4 anni, quindi quella è una cosa positiva e che magari un po' ci dà questo nivellamento di campionato buono ed è un campionato dove ogni domenica se rischi che fai il passo falso rischi di trovarti nelle posizioni giù oppure se fai un filottino anche di due partite fatte sei là sopra di nuovo quindi ogni domenica è una battaglia e devi cercare di non sbagliare non staccare dal gruppone là sopra.
Ecco, come stai trovando proprio all'interno della squadra invece dell'Ilva? Perché insomma, ci sono tanti giocatori di categoria superiore, oltre a te, lo possiamo dire. Insomma, abbiamo visto prima il gol di Attili, ma penso a Federico Bonu, Esposito, Marco Mais, che tra l'altro si è infortunato, quindi gli mandiamo anche un grosso in bocca al lupo per un pronto recupero. Però ecco, si respira un po' l'aria della Serie D lo stesso, anche se siete un gradino al sotto, dai. Sì, sì, soprattutto qua alla Maddalena. Io ringrazio ancora, approfitto ancora dell'occasione per ringraziare ancora una volta presidente, direttore e mister, dove hanno creduto in me quest'anno per questo progetto importante, dove la società non si è nascosta sin dall'inizio e c'è un progetto importante ed è per provare a riprendere la categoria della Serie D. Quindi ringrazio ancora una volta loro e qua ho trovato, come ho detto prima, un ambiente sano, un ambiente pulito che noi giocatori dobbiamo pensare solo a fare calcio, loro non ci fanno mancare niente e hanno costruito una rosa di livello dove credo che alla lunga vediamo poi dove arriveremo, ma siamo ancora in fase di crescita, ci stiamo conoscendo sempre meglio perché qua, a differenza di magari altre società, è stata creata una rosa praticamente tutta nuova, dove dall'anno scorso c'erano Bono, Manis, Attili e altri ragazzi, ma diciamo che in campo la domenica 8, 9 undicesimi sono nuovi, sono arrivati quest'anno, quindi il tempo ci aiuterà per crescere, anche se con un campionato così nivelato non è che abbiamo tanto tempo, ma penso che già da qualche domenica si è visto una crescita di squadra e grazie a questo fattore qua dove un po' di tempo abbiamo e meglio è per conoscerti, adesso stiamo venendo fuori e possiamo crescere ancora di più. Assolutamente sì. La risposta invece del pubblico, perché noi sappiamo che il tifo dell'Ilva Maddalena è molto caldo, l'abbiamo scoperto in questi ultimi, cioè non è che l'abbiamo scoperto, abbiamo avuto la conferma in realtà Sì, negli ultimi anni. Immagino che anche quest'anno insomma, i leoni isolani, così vi chiamano, no? sì, E sì, già sì. questo è un grande titolo quasi onorifico. Sì, sì, certo, noi tifosi qua sicuramente ci danno una mano. Tanto è che quando qua in casa, dove fino ad oggi abbiamo fatto la maggior parte dei nostri punti, dove la vittoria esterna è arrivato solo domenica, non eravamo ancora riusciti a vincere fuori casa, ma in casa abbiamo qua il nostro pubblico che ci aiuta tanto, conosciamo bene l'ambiente, conosciamo bene il campo e quindi sicuramente avere loro dalla nostra e sentirli lì sugli spalti la domenica è un'arma in più che abbiamo. C'è una squadra quest'anno che ti ha colpito particolarmente, cioè di quelle già affrontate? Guarda, un po' ti dirò, tutte le squadre ho trovato, cioè non c'era quella squadra materasso, diciamo, la squadra che vede un po' sotto, dice questa non so cosa, non ci sono. Qua le squadre sono molto ben attrezzate, organizzate e che se non le affronti nella miglior maniera possibile, con la testa possibile, fai fatica con chiunque e rischi di perdere punti con chiunque perché come vedi la classifica, è un campionato molto nivelato, credo che ogni domenica non c'è quella partita scontata, ma di chiunque, quindi questo fa capire il valore del campionato e di tutte le squadre. Io voglio parlare un po' del tuo passato, perché insomma, per chi non ti conoscesse, insomma, il nome di Chelo De Cenco nel calcio italiano insomma, è abbastanza noto. Sei arrivato in Italia nel 2010, 2011? Nel 2000, Contiamo un po'. arrivai in Italia nel 2005, Ah, la prima 2005, ok. volta. Sì, ho fatto subito. Nel 2005 ho fatto 4 mesi qua in Italia, dove sono stato al Boca San Lazzaro a Bologna, Mhm. dove per un cosa o l'altro sono dovuto rientrare in Brasile per i documenti che ancora non erano pronti. Aspettai lì 1 anno e mezzo finché la cittadinanza e tutti i documenti erano nella norma e poi sono rientrato e da lì, diciamo, ho preso inizio alla mia carriera qua nel calcio. Che tra l'altro in Emilia-Romagna, non dico che le abbia girate tutte le squadre, però ne hai Diciamo che il fatto nord Italia tante, lo conosco abbastanza bene, sì, sì, dove anche lì si vive molto bene, si sta bene. Tutta l'Italia, io a parte il sud dove ho giocato in poche squadre, se non il Trapani in Sicilia,
e poi sotto Roma poi gironi C per dire non l'ho mai fatto della Serie C, quindi sono stato sempre girato il centro-nord Italia e ovunque sono stato mi sono trovato molto bene. Tra l'altro hai citato il Trapani, io mi ricordo perché tu eri nella rosa del Trapani che sfidò il Cagliari di Massimo Rastelli l'anno appunto della promozione poi di Sì, fatto del Cagliari nel 2015-2016. sì. Qual è la tua esperienza preferita in Italia fin qui? A livello professionistico magari? Quella che dici, Ehm, guarda, quella è la mia stagione migliore. ogni stagione c'è il suo lato positivo e il suo lato negativo, dove impari e assorbe sempre tante cose, ma aver giocato una finale playoff in Serie B per conquistare la Serie A quell'anno lì a Trapani è stata una cosa indimenticabile sicuramente. Io arrivai quell'anno a gennaio, abbiamo fatto gli ultimi 6 mesi lì dove si faceva veramente bene il sabato, si giocava, abbiamo fatto un saltino molto, molto grande in classifica dove siamo arrivati terzi e poi perse la finale playoff contro il Pescara dove anche loro avevano una rosa molto importante e siamo arrivati a giocarsi la Serie A quell'anno e quello sicuramente è un anno indimenticabile per me. Tra l'altro con altri due brasiliani non banali come Sì, Coronado e soprattutto Felipe Sodigna, che sono un po' l'idolo di tutti noi con la pancetta fondamentalmente, perché se ce l'ha fatta Sodigna, no, possiamo farcela tutti, in realtà non era proprio così, perché da no, poco ho visto un altro suo video di forse qualche settimana fa, in cui la pancia era ancora più larga, ma ragazzi, che piedi! Come no, allenarsi il con degli il atleti talento che ha Felipe ne ho visti forse non ho visto quasi a nessuno, ha un talento incredibile, gioca in una maniera pulita, semplice, nel senso, per lui è tutto molto semplice, ma non lo è Beato affatto lui. farlo, Beato quindi lui. Felipe sì, ma anche Coronado poi da lì, da quell'anno anche lui ha spiccato un volo alto e sono contento, ma anche lì c'erano anche tanti giocatori forti, avevamo una rosa veramente importante, vedi Bruno Petkovic che farà nazionale croato ancora ad oggi, eh, poi c'è Scozzarella, Montalternev, Torregrossa, tutti eravamo una squadra veramente importante quella. Ma soprattutto Serse Cosme in panchina, cioè come essere Eh, allenati da Serse Cosme? Perché no, noi che l'abbiamo visto sempre da fuori, personaggio a volte anche un po' pittoresco, celebre l'imitazione che ne fece Maurizio Crozza tanti anni fa a sì. mai dire gol, però era effettivamente così, anche perché poi anche l'aspetto fisico un po' da quel punto di vista no, aiutava in qualche modo a fare le No, macchiette, poi il era un allenatore cappello. tranquillo, sì, era tranquillo. Durante la settimana era molto tranquillo, ci lasciava spazio a tutti nel chiacchierare, nell'accordo, nel parlare, era uno molto tranquillo. Poi il sabato ovviamente si saliva un po' la tensione a tutti e anche lui un po' si trasformava, diciamo, però è un allenatore dove ho imparato e preso tanto e ancora ad oggi ehm, ho i suoi consigli in mente dove cerco di applicare in campo. Tu hai giocato anche a Bolzano col Südtirol. Ti Sì. chiedo, quando tu eri lì, cioè ti aspettavi che effettivamente poi questa squadra avrebbe avuto questa crescita, questo salto in avanti che appunto li ha Sì. portati in Serie B, ma soprattutto i primi anni per poter fare anche qualcosa di più ambizioso, anche se poi in realtà mi sembra che Sì. quella sia la dimensione giusta. Allora, ho citato prima Trapani, nelle mie esperienze non posso lasciare di nominare Südtirol, Bolzano, perché come hai detto te, lì loro magari non erano molto visti nel mondo del calcio come una società che poteva arrivare a certi livelli, ma una volta che sei lì dentro capisci che tutto quello che hanno guadagnato e dove sono arrivati è tutto molto strameritato, perché è una società molto straorganizzata, dove anche lì hanno un centro sportivo che penso ci siano pochi in Italia, dove hanno un riferimento sia per le squadre, ma alcune anche di Serie A e Serie B, perché loro hanno un centro lì sportivo dove il calciatore non vede l'ora di arrivare e non vuole mai andare via, perché stare lì dentro
hai tutto, e quindi è molto loro tutto quello che hanno costruito e da dove sono arrivati ad oggi è tutto molto strameritato, perché hanno investito tempo, denaro, ma soprattutto hanno messo gente dietro che sa fare il suo lavoro, e quindi meritano sicuramente di essere dove stanno. Tra l'altro allenatore ora in Serie A, perché Paolo Zanetti, no, allenatore del Verona, che in questo momento è ultimo in classifica, però è stato confermato dopo la stagione scorsa. Ti senti ancora con qualcuno di quella squadra? Con l'allenatore Guardi, magari, non lo so. sì, Zanetti è uno che anche lui è rimasto, non siamo a stretto contatto, ma se capita l'occasione ci parliamo, perché anche lui era uno molto molto ambizioso. Aveva tanta fame, e lui ci ripeteva sempre che sarebbe arrivato in Serie A, e che se volevamo potevamo arrivare chiunque di quella rosa che era con lui, e che lui voleva fare l'allenatore in Serie A. Infatti è arrivato perché è uno che aveva molta fame, voglia, ed era molto preparato a farlo. E di quell'anno sì, riesco, cioè, ci sento ancora ogni tanto con Fink, che ad oggi è nello staff lì della squadra, ma non gioca più, con Tait, anche il capitano ancora oggi storico lì, ancora gioca. Poi c'è, vabbè, Turchetta, che adesso non è più lì, e alcuni altri giocatori. Ogni tanto capita di mandarci un messaggino quando capita qualche evento, così da sentirci, ecco. Molto bene. Invece, tornando al Brasile, qual è la tua squadra del cuore? Ce ne solo di squadra del Brasile, Italia ce n'è solo una, il Palmeiras per me è la Ecco squadra qua. che io guardo, Emerson, vedo quindi. e solo Stessa quella. squadra di Emerson. Sì, 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 anche lui tifa Palmeiras. Con lui ho avuto l'occasione, tra l'altro, di giocare insieme a Padova, lo conosco Mhm. bene. Adesso l'ho rivisto quando siamo andati a giocare a Nuoro, che era lì, è venuto a vedere la partita, e abbiamo parlato, tutto. Anche lui tifa Palmeiras, sì. Insomma, chi è il tuo giocatore preferito invece della storia del Palmeiras? Perché insomma ce ne sono stati sicuramente tanti. Il tuo Sì, idolo, magari, perché il ci sono centravanti deve avere tanti. un idolo di livello, immagino, no? Allora, se devo parlare del Palmeiras, lì ha fatto molto bene, ed è un idolo storico, penso, per tutti noi tifosi, Edmundo, che era proprio quello che ci trasmetteva in campo quello che ogni tifoso voleva fare in campo. Quindi Edmundo, in campo lì a Palmeiras ha fatto bene, e ha conquistato tanti, tanti titoli storici. Molto bene, molto bene. E invece la nazionale, la segui? Seguo di più il Palmeiras in realtà. Io il Ecco. calcio a casa guardo poco, non guardo tanto. Mi piace guardare un po' la Premier, così il sabato pomeriggio, quando capita che sono a casa, pre-partita. Se no, io spesso guardo più il Palmeiras, e la nazionale quando gioca. Spesso capita che qua è molto tardi, quindi faccio fatica ad accompagnare Eh tutti beh, i giochi, certo. ma quando giocano un po' nel pomeriggio, o negli orari un po' più comodi, sicuramente li guardo, e non vedo l'ora di aspettare per il mondiale l'anno prossimo. Lì sì, guardo tutte le partite, di tutte le A tutte nazioni. le ore, qualunque stato, in qualunque stato Sì, si il giochi, campionato finito, assolutamente. si pensa, guardo tutto. Mi sembra giusto. No, c'è un'altra curiosità che avevo, perché appunto hai giocato in tante squadre in Italia, quindi hai avuto a che fare con tanti giocatori, con tanti allenatori. Chi è il giocatore che secondo te è più forte con cui hai giocato? Cioè quello che magari anche quando eri giovane dicevi, ecco, mi devo ispirare a lui perché secondo me è un buon Mm. esempio. Come hai detto te, ho passato per tante squadre, ho visto tantissimi giocatori, tanti allenatori, ma giocatori ne ho visti tanti. Ogni squadra c'ha il suo pezzo un po' pregioso, ma sono tanti giocatori di livello. Coronado è uno di quelli, è uno che ho giocato insieme, ed era uno molto, molto focato, molto preparato, ed è arrivato dove è arrivato meritatamente. Lui ha costruito la carriera partendo dal basso, ha giocato a Malta, ha fatto in Svizzera, ma poi adesso è riuscito ad arrivare a livelli importanti. E, sono tanti. Joe Petkovic aveva una qualità incredibile, anche lui, e si è visto dove è arrivato. Sono tanti.
tanti giocatori. Ho visto giocare insieme a Surraco, a Pistoia, uruguayo, anche lui ha fatto la Serie A qua in Italia, a Sì. Torino, e quindi anche lui aveva una qualità che non sa neanche lui quello che i suoi potenziali forse, quindi e per parlare questi, sono tanti, potrei stare qua a nominarli uno di ogni squadra, ma Dai, facciamo l'allenatore sono invece, tanti. l'allenatore che secondo te ti ha dato di più. Allenatore che mi ha dato di più, Acciaro, Sandro ovviamente. Quello Grande, ci non ci piace la sono, risposta diplomatica, così. non ce n'è altro. Grande, risposta No, di Sandro è, uno, esperienza questa, molto, risposta di è molto esperienza. preparato, è un allenatore che ha visto, ha vissuto, mangiato, bevuto calcio, quindi è uno che ci fa stare bene durante la settimana, ci lascia lavorare tranquillo, ascolta, ci parla, il suo modo di lavorare è quello che un giocatore di solito piace, perché non ti metti pressione, ti lascia stare tranquillo. E per No, nominare un invece, altro, sì. se dovessi nominare un altro così, ad oggi nominerei, mi sono trovato molto bene e ho visto come leggeva le partite Indiani, Mhm. era una cosa fuori un po' dalle curve, lui era, ogni partita ci diceva cose che non aspettavamo e poi succedevano tutto quello che diceva, quindi era una cosa un po'. Indiani è uno che anche lui mi ha impressionato tanto. Invece chiudiamo così con due cose. La prima è qual è ovviamente il tuo auspicio per questa stagione e seconda cosa il consiglio da lasciare a un attaccante giovane, magari un under che sta Sì, iniziando, sta iniziando adesso, perché insomma, sì. chiaramente con la tua esperienza sicuramente avrai qualche consiglio così Sì, sì, toghi sì. da dare. Io allora di obiettivi personali quest'anno ho cercato di non averli, visto che l'obiettivo comune di squadra quest'anno è più grande di qualsiasi obiettivo personale ed è un obiettivo che io tra l'altro cerco tanto di vincere un campionato e quindi sono molto focalizzato e penso solo a quello quest'anno. Voglio raggiungere l'obiettivo di squadra che è quello di fine anno poter vincere il campionato. Non ci nascondiamo che il nostro obiettivo è quello, assolutamente. E quindi è questo. E poi un consiglio che posso dare a di ascoltare sempre magari la voce dell'esperienza, dell'allenatore, di stare tranquillo e di non preoccuparsi tanto, che vedo oggi magari attaccanti che se non per 1 o 2 giornate non fanno gol, si iniziano già a buttarsi giù, preoccuparsi. Non pensate al gol, pensate ad aiutare la squadra, di fare il lavoro che chiede il vostro allenatore e il gol sicuramente poi arriva quando meno te lo aspetti e sarà sicuramente d'aiuto alla squadra, il contributo, quello che serve. Caio, grazie davvero di questa bella chiacchierata. È sempre un piacere poter parlare così, insomma, un po' a Sì, 360 gradi, non solo dell'oggi, ma un po' anche del calcio recente. Poi io ti ho avuto come calciatore in diversi giochi manageriali, quindi per me poterti sì, intervistare è sicuramente un piacere, perché ogni tanto mi hai dato qualche grande soddisfazione sì, in quelle esperienze, e quindi già solo bene, per sono questo. contento. Per me davvero è un piacere. Quindi grazie a Caio Deccenco, attaccante dell'Ilva Maddalena, grazie ovviamente anche all'Ilva Maddalena per la disponibilità. Buona fortuna, caro Caio, ci vediamo in campo. Grazie mille ancora una volta, grazie a tutti voi, grazie a te, grazie a te dello spazio qua di poter parlare oggi con voi e ci E forza vediamo presto, Palmeiras a speriamo. questo punto. Sempre, sempre, forza Palmese, forza Ilva, vamos. Dai, grazie. Ciao, ciao Grazie, Caio, buona buona giornata a tutti, giornata. ciao ciao. Ciao. Eccoci qua, una piacevole chiacchierata davvero quella con Caio Deccenco, una bella persona. Sarà che poi vabbè, i brasiliani, sei amico di Emerson, poi questa è una garanzia assoluta che sia una bella persona. Continuiamo questa mattinata di Buongiorno 131 da Cagliari, cioè o meglio da Alghero, in questo caso dalla Sardegna alla Lombardia. Qua non si sta benissimo perché piove, ma vedo che anche in Lombardia, caro Gianluca Viscogliosi, non è che si stia benissimo, eh? C'è un po' di freschetto, ben trovato. Ciao grande Fra, come stai? Spero bene, sì, siamo a Zingonia, guarda, noi tra poco entriamo per la rifinitura Champions
È tempo velato, in realtà il tempo è buono, però non piove, c'è questo velatino, fa freddo, fa tanto freddo perché il gelo è arrivato, non quello che troverà l'Atalanta a Francoforte, mi dicono tanto freddo, non quello che trova la Juventus a Bodo, per dirne uno. Esatto. Si sta comunque meglio in Italia, dai, diciamo così, al netto di Ma tutto sì. si sta meglio qui. Gianluca, con te ovviamente parliamo di Cagliari perché insomma il fuoco sulla Serie A è sempre attivo. Intanto ti chiedo subito come giudichi il 3-3 di sabato con il Genoa, perché noi da qui lo abbiamo giudicato in un modo tendenzialmente negativo, perché si sono viste delle cose, degli errori, degli orrori. L'abbiamo definita la sagra degli orrori, magari però fuori dalla Sardegna c'è una percezione diversa, quindi te lo chiedo. No, guarda, allora io vi capisco, cioè nel senso capisco, anche per come si è sviluppata la partita. Credo che sia stato un grande peccato perché poi ha sbagliato chi ha penso portato 4, 5 punti, 6 punti, 9 punti, 1000 punti al Cagliari, quindi Caprile con quell'errore di valutazione che nell'economia di un portiere ci sta, non esiste il portiere che non sbaglia mai. Sicuramente è una squadra che proprio nella conduzione della partita la vedo molto nervosa rispetto a inizio stagione, cioè si sente e si vede che è una squadra che sente l'impellenza di fare punti e magari sente l'impellenza della classifica, soprattutto poi per la gestione di alcune situazioni difensive, gol di Caprile a parte. Però io sono onesto, io tenderei a prendere il buono. Il buono sono i gol degli attaccanti, che non è scontato. Cioè non è scontato fare gol con gli attaccanti, soprattutto per queste squadre qui. Faccio riferimento al Parma che trova 2 gol di Pellegrino. Cioè quando ti segnano gli attaccanti per una squadra che lotta in quelle parti di classifica è sempre una bella notizia, perché poi le altre cose arriveranno, però se hai degli attaccanti in fiducia, Borrelli, Esposito, Palestra che ha fatto un altro assist, le cose arrivano. C'è da limare qualcosa in più a livello difensivo e ricordiamo che dall'altra parte è sempre una squadra che ha ancora dentro un po' di adrenalina da cambio di allenatore. Ripeto, è ovvio che 3 punti sono meglio di uno, non faccio l'ipocrita, però si poteva anche fare peggio. E adesso, ovvio, arriva la Juventus, che sarà però fiaccata da una trasferta, questo prima ti facevo riferimento. Tra l'altro ti dico, bonus track, Sì. sarò allo stadium, ci vediamo allo stadium sabato. Io non ci sono, no, però vabbè, magari comunque fa piacere sapere che sei lì, ecco, questo Sì. senza dubbio. Proprio di Juve ti volevo chiedere, Gianlu, perché il discorso è proprio questo, perché hai detto sarà fiaccata dalla trasferta in Norvegia, abbiamo detto no, Bodo dovrebbe essere presa addirittura la neve, cioè dovrebbero giocare sotto la neve. Conta che stanno spalando da stamattina alle 9. E contate che è vero quindi che loro hanno avuto charter, ma è sempre un medio raggio, cioè quindi un raggio lungo. Cioè per i comuni mortali non si può arrivare a Bodo senza minimo uno scalo, perché tu devi arrivare da Torino a Oslo e poi da Oslo c'è il volo interno per Bodo. Se ti va bene è uno scalo, se ti va male sono 2 scali, perché fai Francoforte, Oslo, Bodo, oppure passi per Trondheim. Questo non voglio fare, però cioè il Cagliari ha tutta una settimana per preparare, cioè non è tanto, non è poco nel calcio di oggi avere tutto questo tempo. Io più che altro ti dicevo, oltre che essere fiaccata dalla trasferta, secondo me c'è anche poi un discorso un po' generale, nel senso che per esempio nella partita di sabato contro la Fiorentina, nel frattempo sicuramente lo hanno chiamato Gianluca, vedremo di recuperarlo. Dicevo, sicuramente il fatto che la Fiorentina, scusatemi, la Juve contro la Fiorentina non abbia espresso la miglior partita, non abbia espresso una prestazione di chissà quale livello, è arrivato un 1-1 col gol di Kostic e poi il pareggio di Mandragora, ma insomma, conoscendo chiaramente le ambizioni della Juventus, è una situazione anche di classifica non certamente desiderata rispetto a quelle che erano le aspettative e soprattutto anche le legittime ambizioni di una piazza che da sempre è stata abituata a vincere, in qualche modo anche quasi a
a dominare, diciamo così. Gianlu, ti abbiamo recuperato, eccoti. Eccomi, scusa Fra, mi dicevi il discorso No, dicevo il fatto, ok, il discorso della trasferta, però Sì. il Cagliari affronta anche una Juve che non è che sia nel suo momento migliore No, in è vero. generale anche in campionato, perché l'1-1 di Firenze, intanto per esempio stiamo guardando la classifica, il Como ha superato la Juve con la vittoria di ieri Sì. sul Torino, ma se stiamo a vedere dietro c'è la Juve a 3 punti dal Sassuolo, cioè con tutto il bene per il Sassuolo ci mancherebbe, però guardiamo a una Juve che nonostante abbia cambiato allenatore continua a portare dentro di sé, secondo me, tanti e tanti equivoci. Io parto sicuramente dal centravanti, dalla questione del centravanti, che per la Juve è centrale in questo caso. Cioè hai il tuo centravanti teoricamente titolare che è in scadenza, ed è Vlahovic, e con cui c'è questo rapporto di amore e odio oramai da tempo. Conta Fraga è quello che ti gioca meglio. Io la Juve, Esatto. ad esempio, l'ho vista a Como, l'ho vista a Cremona alla prima di Spalletti, ero a Firenze l'altro giorno e ti dico, l'ultimo dei problemi è cioè oggi Vlahovic è un giocatore da prendere e encomiare per come sta interpretando questo suo momento di carriera. Direte voi, è vero, sta cercando anche comunque acquirenti per il futuro, ma è un professionista, grazie al cavolo che li sta cercando, però è l'unico con l'atteggiamento da Juventus, cioè poi giustamente per me il rigore è stato tolto, ma fa una giocata cioè la fa Yamal, gli diamo 16 palloni d'oro, se quella giocata la fa Yamal, ed è un giocatore, ripeto, che per atteggiamento ha fatto bene anche a Firenze con tutta una città contro. Il problema, te la ribalto, per me è proprio quello che ha detto poi Spalletti a fine partita, la mancanza tremenda di qualità e di coraggio nelle scelte. Altro esempio, è successo nel primo tempo che non mi ricordo se Cambiaso o Locatelli o chi peraltro aveva l'opportunità di tirare a rete proprio dal limite dell'area anche con lo specchio, e sono andati a girare il pallone, quando poi Kostic, che è uno un po' più in fiducia, ci ha provato e ha segnato. Cioè è possibile che un giocatore della Juventus non si sente in fiducia di fare scelte tecniche di qualità anche abbastanza normali per questo livello? E questo è quello che sta ricercando. Spalletti è andato durissimo nel post partita, ha detto dobbiamo mettere la qualità che serve per la Juventus. Lui poi può arrivare a fare tutto quanto, però il grande tema è che è una Juve che è tremendamente povera di qualità e ci metto anche di coraggio nelle scelte. E tu hai ragione nel dire che bisogna attaccarla questa Juventus nelle sue convinzioni in atto, perché la Juve che ha i colpi, certo, perché se lasci magari Ildis che non sta attraversando il suo momento migliore in campo aperto puoi avere dei problemi, però mai come oggi tu entri nel tunnel degli spogliatoi, ti metti in riga vicino alla Juventus e dici dai che ce la giochiamo. Sì, però è curioso il fatto che appunto si parli di una Juve senza qualità, poi vai a vedere la rosa e quindi ti dico cosa dovrebbe dire il Cagliari allora, cioè di fronte a una rosa come la Juve, no? Però obiettivi certo, diversi, senza dubbio. Certo. Ovviamente però, Spalletti parla di mancanza di qualità per certo. ambire a scudetto, a fare bene in Champions League, a vincere a Firenze, a vincere bene con la Cremonese, magari a vincere con il Cagliari. Quindi per questo poi Spalletti, parliamo di mancanza di qualità a quel livello. Sì, che poi se andiamo a vedere la Juve ha perso 2 partite in campionato, cioè non è che abbia fatto, il problema è che ne ha pareggiato 5, che magari alcune di queste avrebbe dovuto vincere, non solo potuto, ma le avrebbe proprio dovute vincere, quindi questo poi crea chiaramente insomma anche un problema di gestione generale, aggiungo io, per un ambiente che non è abituato probabilmente a questo tipo di situazione. Tra l'altro c'è una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer, anche questo lo possiamo dire, Gianlu, credo senza problemi, cioè che quando c'è il brasiliano la difesa reagisce in un modo diverso. Ecco. È vero, però voglio un attimo, non perché non è vero, è verissimo, però ormai è da tanto che la Juve è senza Bremer, cioè lo scorso anno è stata tanto senza Bremer, quest'anno comunque si è infortunato, quindi devi fare anche senza. Devi riuscire a fare anche senza. Io credo che verrà accantonato tra poco anche questo esperimento di difesa a 3, perché magari Spalletti sta lavorando anche altro e non so se che contro il Cagliari sarà in casa
quindi l'occasione per fare il primo grande esperimento con un 4-2-3-1, un 4-3-3, un 4 altre situazioni, perché magari anche una squadra che ha bisogno anche di correre verso in avanti quando difende. Ovvio, con Bremer lo fa in maniera diversa perché ha un'esuberanza fisica che ti permette di farlo. Con Gatti, io l'ho visto a Cremona barbaramente ridicolizzato da Jamie Vardy, fai fatica, quello è un giocatore che non può correre in avanti perché non ce la fa poi a ricorrere all'indietro, è abbastanza banale, deve trovare quell'equilibrio lì, cioè due centrali, uno secondo me 100% è Kalulu, e quel lavoro già l'ho fatto col Milan, un altro non lo so, potrebbe secondo me essere Kelly, per caratteristiche, tenere un po' più alto il baricentro e permettere a Spalletti di fare tutto quel lavoro che Spalletti sa fare molto bene. Ecco, siccome stiamo per lasciare, dove il Cagliari può fare male alla Juve? Cioè, dove e come? Insomma, quali Beh, sono i secondo me punti deboli? negli esterni, per me ad esempio Palestra, tra l'altro siamo a Bergamo, a casa Palestra, è uno che Esatto. fare bene perché già l'ho fatto, può fare questo qui, puntare tanto sulle ripartenze, provare a mettere in difficoltà la Juventus anche nell'uno contro uno in avanti, magari anche se Esposito può sentire aria di derby d'Italia e sentire anche quell'area lì, poi c'è Borrelli che in fiducia, quindi qualche pallone in alto secondo me va messo per questo ragazzo che insomma poi sarà titolare, quindi avrà ancora tanta fiducia. Usare le armi che ha il Cagliari, anche quella della cattiveria, della provocazione come abbiamo visto a Como, perché il calcio è fatto anche di questo qua, ognuno usa le armi che conosce meglio e che sa gestire meglio. Assolutamente. Gianlu, grazie davvero di essere stato con noi. Buon lavoro, ti lasciamo al gelo di Zingonia. Ci vediamo presto. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Grazie davvero a Gianluca Viscogliosi di Sport Italia. Insomma, ci ha fatto anche un mini quadro della situazione in casa Juve. Prossimo avversario appunto del Cagliari, un avversario che storicamente, ecco, il Cagliari non vince da 17 anni, quindi già questo la dice lunga anche sulle difficoltà che porta in sé la trasferta di Torino, però l'anno scorso, ripeto, il Cagliari di Nicola portò a casa un prezioso 1-1, ripeto, tutto sommato una bella partita fece quel Cagliari, riuscendo a trovare un po' gli equivoci tattici della Juventus di Thiago Motta e a mettere un po' di sale su queste ferite. Fondamentalmente poi arrivò appunto il rigore nel finale per fallo di Douglas Luiz su Piccoli, poi trasformato da Razvan Marin. È evidente che sia un'altra Juve, è evidente che sia un altro Cagliari, su questo insomma ci sono poche cose da dire, però è anche vero che il Cagliari contro questa Juve ha il dovere morale di provare a fare più del compitino, ecco, perché lo deve come risposta anche dopo la prestazione arruffona, io l'ho definito arruffone il Cagliari di sabato, perché effettivamente torno a dire che contro un altro avversario probabilmente, cioè con un avversario un po' più solido dietro, una partita come quella di sabato sarebbe finita probabilmente in maniera diversa. Il Cagliari è stato abile anche in questo caso a sfruttare gli errori del Genoa, però è chiaro che non ti capita sempre un avversario così, cioè in grado di regalare almeno 3 occasioni nitide, se non di più, da gol. È chiaro che contro la Juventus, in casa della Juventus, è un ambiente da una parte caldo, ma dall'altra freddo, perché ci sarà anche un bel po' di freschetto rispetto al solito. Insomma, le difficoltà non saranno poche, però è anche vero che quello che si è visto contro il Genoa di negativo
Io parlo appunto di confusione, soprattutto nella gestione del pallone, nel provare a creare qualche azione ragionata, ecco, e che vada oltre la mera ripartenza di fame, di voglia, di grinta e molto spesso anche di frenesia. Credo che questo Cagliari debba e possa fare meglio. Andiamo un po' con i commenti perché stamattina siamo andati un po' dritti. Stefano, no, oggi Diavolo non c'è perché è fuori, ma torna settimana prossima. Luca calcolerà la giornata. Simone ce l'ha scritto sia su Facebook che su YouTube addirittura. Non ti preoccupare, caro Simone, verrà calcolato tutto. Non ci sono problemi. C'era il commento di Traccadda che diceva, ecco, ieri a cronache in generale si parlava del pallone arancione, che ne dite? Beh, allora, dico la mia. A me sembra un pallone finto, cioè nel senso che anche quando poi vanno anche giocatori di grande qualità a toccarlo, a utilizzarlo e tutto, mi sembra un palloncino, non so come spiegare. Mi ha dato questa impressione. Esatto, Roby dice Super Tele, sì, cioè neanche, forse proprio il Super Santos, che anche come colore lo ricorda, però non saprei, non l'ho avuto in mano, quindi non posso dire effettivamente quale sia la sua fattura, però l'impressione dalla TV è che probabilmente anche i giocatori hanno avuto un po' di difficoltà su questo. Poi non penso che sia stato un problema il colore, per esempio sul discorso del gol di Caprile, non lo so, però è disturbante il colore sicuramente, come dice Roberta, visto che nasce con le paillette per la neve. Io mi ricordo il famoso pallone di Cagliari-Torino dipinto di arancione o di rosso, adesso non ricordo, comunque insomma un colore bello sgargiante, quando nel gennaio 93 ci fu la nevicata a Cagliari e non c'era un pallone per la neve e quindi i magazzinieri si dovettero inventare questo stratagemma per poter rendere utilizzabile un pallone normale, colorarlo, verniciarlo e renderlo appunto visibile sulla neve. Sinceramente un pallone arancione su un campo verde normale, senza problemi, sinceramente mi chiedo quali siano anche le necessità, al di là di quello che è il solito discorso di marketing e quant'altro. Vedi, Jeff dice la mia prima partita allo stadio in Serie A, avevi scelto proprio quella giusta per renderla indimenticabile, direi, caro Jeff. Però insomma, ripeto, non per fare il boomer, non per fare il banster al contrario a tutti i costi, però sinceramente, ecco, per esempio, torniamo indietro sull'immagine di Caprile. Vediamo, eccola qua. Cioè, l'altra cosa che io ho notato, non so voi, è che è proprio il periodo in cui anche le scarpette dei giocatori, molte erano arancioni, quindi si creava questa sorta di unicum, cioè di un tutt'uno fondamentalmente tra il pallone e il piede dei giocatori. C'era anche una su Zappa, vediamo se la ritrovo. Aspettate, eccola qua, che praticamente, cioè se vedete dalla TV, ecco, qua c'è il dettaglio chiaramente nella foto del nostro Valerio Spano, però di fatto dalla TV sembrava una cosa unica. Ecco, io non so se in campo poi effettivamente questo discorso cromatico desse effettivamente fastidio. È vero che oramai ci siamo abituati un po' alla possibilità di avere tanti colori, sia nelle scarpette che nelle magliette che nelle calze e tutto, però no, non lo so. Io personalmente, ecco, preferivo il pallone bianco o magari anche quello che si usava fino all'anno scorso, quello il pallone giallo, il giallo fluo. Mi sembra meno fastidioso per l'occhio
rispetto al pallone arancione, però, ripeto, sono poi anche opinioni totalmente personali da quel punto di vista, e quindi ognuno la vede come vuole. E Nicas dice: a Borrelli il pallone arancione è piaciuto. Beh, se ogni partita col pallone arancione Borrelli fa doppietta, credo che da quel punto di vista il Cagliari sarebbe contento di giocare sempre col pallone arancione. Dai boomer per sempre, non era meglio il tango? Il tango, poi c'era la versione da spiaggia, il tango nel nostro cuore assolutamente, un po' come il Super Santos, più del Super Tele, perché il Super Tele io personalmente non sono mai stato un grande fan da bambino, ho sempre preferito un pallone un po' più pesante che in qualche modo ricordasse il vero pallone, ecco, il più possibile. Poi il tango resta proprio nel cuore per le partite in spiaggia, almeno. E tutto ciò, stiamo facendo un po' di melina perché stiamo aspettando Luca Di Leonardo che sta arrivando a brevissimo, anche perché lo dovete insultare per i calcoli, quindi giustamente io non mi voglio prendere nessun tipo di insulto su quello, perché sul Fanta 131 l'unica cosa che faccio è metterci la faccia nella trasmissione, ma tutta la parte operativa ovviamente spetta a Luca Di Leonardo. Matteo Tidili, che salutiamo, meglio i problemi pesanti se si vuole fare male. Sei cattivo. Tra l'altro mi dicono che ieri sia saltata la partita dei giornalisti causa diluvio. Ci dispiace caro Matteo. So che ci tenevi tanto a giocare nella stessa squadra di Luca Di Leonardo, però vabbè, sarà per lunedì prossimo a questo punto. No, altre cose che volevo ricordare, appunto abbiamo già parlato in precedenza della sconfitta di ieri della Torres. Si potrebbe fare un contest: chi indovina l'età di Luca Di Leonardo vince la felpa di 131. Beh, vabbè, si potrebbe anche fare, no? Ma ve l'ho detto, mettiamo il barattolo dei fagioli come faceva Raffaella Carrà. Vediamo quanti ce ne sono dentro e chi indovina. In realtà l'abbiamo detto più volte, l'età di Luca Di Leonardo, quindi se siete stati attenti siete riusciti anche ad annotarvela l'età di Luca. Matteo, ero già in prossimità del campo quando è saltato tutto, vi lascio immaginare, quella è una delle ferite peggiori veramente che si possano vivere, perché già quando salta il giorno della partita con diverse ore d'anticipo è roba balorda, ma se poi succede proprio quando stai arrivando al campo, devastante. Più che felpa, una cuffietta d'ordinanza, è vero, intorno ai 50, comunque intorno ai 50 ci sei. Luca Matteo dice: secondo me a 45 anni, ma sul campo di gioco siamo intorno ai 27, un po' di più. Vediamo, ce la facciamo. Vediamo se Luca riesce a... Aspettate che lo insulto in privato. Eccolo, appena sentito lo insulto in privato è arrivato. Eccolo. Buongiorno a Guarda tutti. che qua, buongiorno, Buongiorno guarda a che qua è un tutti. florilegio costante nei tuoi confronti, Perché? Perché? Che è successo? Calcola la Beh, giornata. cioè, Simone lo ha scritto su Facebook e anche su YouTube, cioè proprio dovuto entrare su due cose. aspetta. Eccolo qua. Ragazzi, purtroppo stamattina è stata una mattinata in difficoltà. Carcola. Allora, facciamo subito il Fanta 131. Dov'è? Calcolo Eccolo. giornata. Coppa Tramazza, magari aspettate un attimino, non c'è problema. Però facciamo subito. Calcola ora. Tac. Calcolata. Ok, sono le 11:02. Scusate il ritardo di 3 ore. Però non avendolo nel telefono non potevo. Attenzione. Allora, vediamo un attimo. Aspetta che devo silenziare questo dannato banner. Ok. Lo diciamo in diretta. Io non ho visto ancora Grazie. niente. Quanto ho fatto schifo, raga. Ma quanto schifo ho fatto. Allora, vince la giornata
sto creando la suspense. Attenzione. Eccoci qua. Muzzi Gazzarda con 95 punti e mezzo punto in più rispetto a Sardus FC e Cuscagliari con 95, e poi gli altri punteggi molto alti, va detto? Si può Visto? dire? Sì, assolutamente. Punteggi Tra l'altro altissimi. anche Vedo che nuovi Marco nomi. Lai ha fatto 89 e mezzo. Dove siamo noi? Atletico Cantera, quindi Stefano 87 e mezzo. Vedi? Noi non ci siamo. Dove siamo finiti? Io ho fatto 70 o 71, quindi ma anche io ho figurati. fatto perché il rigore sbagliato. Bagliazzi dovrebbe essere di Matt L'Eccelso, 86 e mezzo. Raio sul Cittano, buon Carlo, 85 e mezzo. Vabbè, basta, tanto noi siamo talmente sotto Che che, schifo. guarda, cioè... Sì, una non- schifezza. Una schifezza assurda. Vabbè, ci sono Elegante il tanti rigori quinto. sbagliati. Esatto. In una lega Calcolamela questa Orsolini giornata ce da l'hanno 25 titolare. punti. Sì, esatto, dice tra- perché se uno comunque Sì, con Orsolini 67 ce l'ha e Noglu, mezzo. finito, certo. C'è poco da Ragazzi, fare. lo C'è Noglu, schifo. uno ha preso. Possiamo già Lo dire che il flop di schifo. giornata c'è la Noglu. Uno. Beh, è difficile fare peggio, dai. Uno. Zero. Effettivamente è difficile fare peggio, eh. Incredibile. Però vabbè, è stata una giornata con tanti gol. Tanti gol. Sì. Di giocatori, insomma, perché Io ho chi ha perso messo Pellegrino 22 doppietta- posizioni in classifica. probabilmente di più. No, tu sei 22esimo. 22? Davvero? Attenzione. Sì. Tu ne hai guadagnato, com'è possibile? Non è possibile che ho guadagnato. Tutto Quanto ho fantacalcio. Sì. 914. Fammi vedere, prendo da qui direttamente, dal telefono che mi dà direttamente tutto. Eh. Devo vedere il punteggio che ho fatto. 16. Quanto hai fatto? Ah no, questo è l'altro 16esimo, vabbè. Allora, Fanta 131, eccolo qua. Io ho fatto un vergognoso 71 e mezzo. ho fatto non so se si vede. 79 e mezzo ho fatto, attenzione. Come hai fatto? Col modificatore, sicuro? No, non ho nemmeno giocato col modificatore. Come ho fatto? Fammi vedere che avevo, perché ragazzi, a memoria non me lo posso ricordare. Grande Nikac che si segue da Chisinau in Moldavia. Sono le 12. Quanto Che freddo gradi? c'è a Sotto. Chisinau ora, Nikac? Scrivici, perché Siamo curiosi. Matteo Tidili è curioso. Sì, praticamente... E sappi che stiamo aspettando che Vabbè, tu ci sì. dica chi ti ha segnato. Cioè, Pulisic, Paz e Sule. E Ken assist. Odegaard non mi ha giocato, tra l'altro avevo in panchina Esposito e Pellegrino e i 2 assist di Rodriguez. Mi è entrato un McKennie col 6-0,5. Ma non hai Devo Orsolini svelare lì, un po'. però. No, non ho Orsolini. Eh. No, qua no, è vero, qua non ce l'ho. Qua ho cambiato. Io, grazie a Orsolini, ho perso. Io avrei è fatto. vero. Io ho fatto Grande. 2 gol e 3. 2 gol e 3 assist, sì. È come se avessi fatto 3 gol, ma grazie a Orsolini lo ringraziamo di cuore proprio. Vabbè, capita ai migliori, Capita ai migliori, dai. Sant'Orsolini, non tocchiamolo. Ancora No, capocannoniere, ci mancherebbe. 5... Ma, pensiamo che il capocannoniere dopo 12 giornate in Serie A sono 4 centrocampisti a 5 gol. Sì. Quindi stiamo parlando di un campionato da questo punto di vista completamente strano, mettiamola così, perché comunque gli attaccanti non fanno niente. Poi è capitato ieri parlare un po' sul gruppo anche dei voti. Io vedere Torino Como 1-5 e Vlasic 7 mi viene da ridere, mi viene da ridere. Una squadra che perde 5-1 in casa non può prendere 7. E Lautaro magari gli dai 6 e Leao 5. Vabbè. Sì, Oggi più che altro è polemica. quello. Polemica. Oggi polemica. Siamo sui 7 gradi, mi fa rivalutare Cagliari-Genoa, il posto più triste del mondo. E vabbè. Siamo qua per cercare di alleggerirti anche questa tristezza, caro Nikash. Non possiamo darti punti in classifica, però questo sì. Va bene. Possiamo farti compagnia, questo sì. Come andate oggi? Tutto bene? Non c'eri tu, quindi è meglio. un bijou, un bijou. Scusate l'assenza di oggi, ragazzi, però ogni tanto devo spostarmi, mettiamola così. Va bene. No, cosa volevo dire? Che ci vediamo domani, ovviamente, poi con Buongiorno 131. Chi c'è domani? Abbiamo già definiti, non ricordo. Mi trovi spiazzato, perché mi pare di no.
Sì, esatto. Ah, no, Sì, 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 ok, sì, sì. sì. Domani si parla di basket con Sì, un sì. bell'ospite, una bella Sì. storia. E poi il secondo vedremo. Non vi vogliamo spoilerare nulla. Esatto. Va Vediamo. bene, Lucone. Dai, chiudo io. Oggi proprio te la Oggi, godi. oggi Oggi proprio... te la godi. Fai l'ospite. Oggi Oggi faccio il fai l'ospite. i tuoi Oggi faccio il comodi. signore. Fai il signore per una volta. Infatti, vedi, non ho nemmeno la felpa di ordinanza, insomma. Esatto, esatto. Quindi mi scuserà, direttore, se oggi non Chi ho te la l'ha felpa di firmata? Ti hanno ordinanza. firmato gli americani del Cagliari con la felpa. Sì, Lo so, sì, esatto. l'autografo. Sì, 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 Maurizio sì. Fiori, così sembra. MF. And partners, and partners. Va MF. bene, ragazzi. Grazie ancora. Grazie per Poi averci uscirà seguito. l'articolo ovviamente con tutti i risultati. Adesso farò anche la Coppa Tramazza, quindi ancora un po' Bene. di... lo so, Trancata, scusami. Che succede? Poca serietà oggi, Luca. Sì, Sì, oggi- sì. Sì, sì. Oggi poi, invece le altre volte. Va È- bene. È il salto del calcetto di ieri notte. Esatto, l'abbiamo già detto anche questo, stai Ah, tranquillo. sì? Abbiamo Ah, già, ok. ovviamente vabbè. c'era Matteo Tidili collegato, quindi Ah, vabbè, ciao Matte. Non lo... cioè, mi dispiace, Matte, di averti avvisato all'ultimo secondo, ma ahimè, la decisione dei più grandi è quella che se piove non ti dei puoi più grandi, bagnare. e non ci sei tu tra i No, più no, grandi, no, no, da assolutamente notare, no, e assolutamente. Io questo posso già la mettere... lunga. Io metto come sempre la faccia, questo sicuramente, questo senza alcun di dubbio. La faccia la metto sempre, vabbè. Chiudiamola Non c'è qua problema. che è meglio. Esatto. Ragazzi, ci vediamo domani, ore 10 come sempre con Buongiorno 131. Grazie a chi ci ha seguito in replica, grazie a chi ci insomma, chi metterà like, solite interazioni e quant'altro. Abbonatevi, cliccate là sotto. A far crescere il canale. Esatto, non costa niente, Per chi si abbona, 0,99. caffè offerto da Luca Di Leonardo. Venite in diretta, vi portiamo in Esatto. diretta. A casa di Luca Di Leonardo, però. No. Suonate con Dai. calma, insomma, poi diffonderemo anche l'indirizzo, tanto Stefano ce l'ha già Ah, per Stefano sa già il famoso tutto. inseguimento, quindi insomma. Va bene, ragazzuoli, ci vediamo domani. A domani. Buona giornata. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao, Ciao. sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.